Giacomo Zilli, ti abbiamo letto durante questa stagione, grazie innanzitutto e complimenti per l'esperienza vissuta negli Stati Uniti. Grazie intanto. mille. Grazie mille, è stato un piacere. Che esperienza è stata? È stato sicuramente un'esperienza interessante sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista accademico, e adesso ho un altro anno e spero che questa esperienza all'Europeo mi aiuti a fare ancora meglio dall'altra parte dell'oceano. Parliamo appunto di europei, è finita l'avventura sotto profilo della lotta per le medaglie, adesso c'è un nono posto da conquistare, no? Assolutamente, sarà la nostra finalina, per cui adesso dobbiamo cercare di fare il meglio delle 4 che sono rimaste per il nono posto. Toglici una curiosità perché è quello che la gente vuole sapere, che cosa è successo dopo Italia-Serbia? Non l'ha partita con la Lettonia almeno 31? Diciamo che eravamo un po' scarichi, non avevamo l'energia giusta, forse non so veramente cosa è successo, sicuramente non abbiamo attaccato come sappiamo fare, non siamo riusciti a segnare come possiamo. È un peccato perché dopo, voglio dire, contro la Serbia abbiamo fatto una buonissima partita, oggi comunque ci siamo dati da fare, abbiamo dato un buon segnale, per cui veramente è stato un peccato. Due domande in una, che cosa significa giocare un europeo in casa e che cosa significa giocare con i tuoi amici alle tue spalle a fare il tifo in tribuna per te? È assolutamente fantastico avere questi ragazzi dietro di noi, ci dà veramente la carica. Io ancora di più sono contento che questi ragazzi mi rappresentino, sono tutti familiari o amici dell'infanzia, per cui è veramente magico essere in campo con loro che ti incitano, è davvero incredibile.